Ed ora siamo ai motori. Il veneto Luca Bertin ha conquistato il Ronde Terra del Friuli, gara che ha aperto l'intensa stagione del rally in Friuli Venezia Giulia. 4, 3, 2. Luca Bertin ha conquistato il Rally Ronde Terra del Friuli. Il pilota di Bassano del Grappa, in coppia con Giuseppe Zamboni, ha dato vita ad un'accesa sfida contro il siciliano Andrea Nucita, durata per l'intera gara. Grande successo di pubblico, numeroso sulla prova speciale su terra di 10 km, ripetuta 4 volte, che attraversava i comuni di Rivignano Teorre e Varmo. La gara scattata alle 7 di domenica 1 febbraio da Palmanova e terminata alle 17 con le premiazioni nella piazza grande della città stellata, che ha anche ospitato il parco assistenza del rally. La sfida tra Bertin e Nucita, culminata nella quarta prova speciale con il bassanese che ha attaccato per tenere distante Andrea Nucita, uno dei più forti piloti italiani, in coppia con Sara Cotone, al volante della Subaru impresa della Motoring Club, che ha pagato il notevole gap dalla più performante Citroën C4 VRC ex ufficiale del vincitore. Terzo posto della coppia veneta formata da Adriano Lovisetto e Cinzia Bernardinis su Ford Fiesta VRC, per loro il miglior tempo nella seconda prova speciale. La classifica finale ha visto la coppia pordenonese Babuin Spinazzè su Peugeot 207 al quarto posto assoluto e prima nella classe Super 2000. Positivo il quinto posto per Fabrizio Martinis e Claudio Vigna della Nordisti Dias su una Mitsubishi Lancer. In classe N3 la più numerosa vittoria della coppia della scuderia Sport Enjoy Zanini-Facchin davanti a Pellizzari, Garbini e Borghi Montermini. Ritiro per problemi al turbo della Ford Focus VRC per i friulani Claudio De Cecco e Jean Campeis tra i favoriti della vigilia. Va ricordato che Bertin, il vincitore, ha corso con i colori della Sport Enjoy di Pagnacco, la scuderia che ha organizzato il rally, alla quale è andato il plauso di Angelo Bertoli, assessore del comune di Rivignano Teor, il cui territorio è stato letteralmente preso d'assalto, assieme a Varmo, dal pubblico che ha assistito alla prova.